Dopo la lunga sosta mondiale torna alla Serie A e c'è subito grande voglia di fare bene per tornare ad inseguire i propri obiettivi. Da una parte focus sulla salvezza, dall'altra sul mantenimento di una lusinghiera posizione playoff da raggiungere da neopromossa. Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatottina di San Giovanni Lupatotta. È l'8ª giornata del campionato di Serie A Tesis Audace Calcio a 5 Verona Soccer Altamura. Le rossonere di Andrea Rossi chiudono la classifica con un solo punto conquistato assieme a Molfetta e Montesilvano, ma oggi vogliono dare continuità ai progressi mostrati nelle ultime settimane e conquistare i primi punti casalinghi stagionali. Le biancorosse di Vincenzo Tassielli hanno tutta l'intenzione di confermare il proprio ruolo di rivelazione della Serie A e puntano a rimanere più a lungo possibile in quella zona playoff, per il momento comodamente occupata grazie ad uno splendido avvio di campionato. Andiamo subito alla lettura delle due formazioni, due roster a disposizione dei due tecnici. Da una parte l'Audace Calcio a 5 Verona di Andrea Rossi con numero 1 Verdù, 3 Puttoff, 7 Chiara Persiano, 8 Ferrari, 9 Melissa Barban, 14 Vicenzo, 21 Maretti, 26 Natascia Barban, 27 Zardini, 29 Boschetto, 77 Evelyn Luana Tosetto, 95 Santi. Dall'altra parte il Soccer Altamura di Vincenzo Tassielli con il numero 1 Nico Zolla, 14 Cinzia Pereira, 15 Kubacek, 22 Coletto, 23 Valente, 66 Polloni, 77 Vanessa Pereira, 99 Matijevic. La terna arbitrale oggi al Pala Lupatottina, il primo arbitro è Alessandro Cannizzaro di Ravenna, il secondo invece Francesco Cocco di Parma, il crono Gioele Gasparetto di Rovigo. È tutto pronto dunque. Audace Verona, dicevamo, ultima in classifica, un punto assieme a Pescara, Montesilvano e Molfetta con un punto conquistato, 8 gol solamente realizzati e 34 subiti. D'altra parte invece Altamura a 10 punti, 3 vittorie, un pareggio, 3 sconfitte, uno score abbastanza in saldo 0, quasi, meno 1, 17 gol fatti, 18 subiti, una squadra che ha dimostrato di saper stare in questo campionato da neopromossa, forse la rivelazione del campionato, tante ambizioni e un roster completamente rinnovato rispetto a quello che l'anno scorso dopo il lungo playoff promozione. Con la vittoria nella Final Four di Cesena, la finale sul Pero, ha ottenuto la promozione appunto per la prima volta nella storia della società pugliese in Serie A. Un roster completamente rinnovato e costruito con grandi ambizioni, con Kubacek, con Shostak, con Cinzia e Vanessa Pereira, con Antea Polloni, con tante altre grandi giocatrici, soprattutto la miglior marcatrice della Serie A regular season 23-24 con la maglia della Lazio e della Serie 2 B dell'anno scorso 24-25, Tomislava Matijevic. È tutto pronto dunque, andrà a fischiare il primo arbitro, appunto Alessandro Cannizzaro, per dare il via al match. C'è stato qualche problema a pochi minuti dall'inizio della gara con l'impianto di illuminazione che è stato riacceso pochi minuti prima dell'ingresso in campo delle squadre, quindi stiamo attendendo praticamente che l'illuminazione sia adeguata e ritorni a illuminare in modo adeguato e corretto per lo svolgimento di una partita di Serie A il parquet e per quindi si possa procedere all'inizio del match. Sta aspettando ancora qualche minuto Cannizzaro per aspettare che le condizioni di visibilità e di illuminazione siano le più adeguate, le più consone allo svolgimento della gara. Vediamo intanto i quintetti schierati dai due tecnici con Polloni, Shostak, Cinzia Pereira, Vanessa Pereira e Kubacek per il Soccer Altamura, appunto il quintetto, lo starting five scelto da Vincenzo Tassielli, che è tornato sulla panchina del Soccer Altamura dopo un anno di sosta, diciamo, lo scorso anno con Raffaele Colaianni, appunto l'ottenimento della Serie A, della promozione in Serie A, mentre la società biancorossa sia in Serie C regionale che in Serie B. D'altra parte invece per l'Audace Verona lo starting five scelto da Andrea Rossi con Marta Verdù Agnon, Evelyn, Natascia e Melissa Barban e Greta Maretti, squadre che però attendono ancora su indicazione degli arbitri e iniziano a far girare velocemente il pallone, giusto per non perdere il riscaldamento del pre-gara, e dunque attendono. C'era anche qualche dubbio che effettivamente gli arbitri procedessero effettivamente all'ingresso in campo e a tutte le operazioni rituali pre-gara. Si attende dunque in questo momento tutti i convenevoli, tutti i riti pre-gara
effettuati. Si attende ora quindi con le squadre praticamente già pronte a dare il via al match, già pronte con Melissa Barban che era pronta nel cerchio di centrocampo per far partire il match, far rotolare il primo pallone. Si attende quindi ora il corretto attivarsi delle luci, corretto funzionamento dell'impianto di illuminazione, e quindi essendo stato riacceso pochi minuti prima dell'inizio della gara ha ora bisogno nuovamente di qualche minuto in più per, diciamo, operare a pieno regime, quindi fase anche un po' difficile da gestire soprattutto per le giocatrici pronte ad entrare in campo dopo una lunga fase di riscaldamento pre-gara. Si rischia di perdere appunto quanto di buono costruito nei minuti precedenti. Audace, dicevamo che è alla ricerca dei primi punti casalinghi con le sconfitte 9-0 contro il CMB e 7-1 contro la Roma. Bella invece la partita disputata contro il Bitonto, 5-2 con il 2-0 iniziale della formazione grazie a Ficetto e Maretti, e poi nuovamente nella ripresa le reti di Ghilardi, Brunigna e Cenedese a ristabilire il corretto ordine delle cose, con il Bitonto a far valere il proprio maggior tasso tecnico. Bitonto che ieri ha ottenuto la terza Supercoppa italiana consecutiva nella propria storia, nel proprio palmarès, andando a vincere 6-3 al Pala Badiali di Falconara Marittima contro l'Ocasa Falconara, e quindi si è portato a casa il primo trofeo della stagione. Recupera subito palla, è cominciato il match, recupera palla velocemente l'Altamura con il tentativo di Cinzia Pereira, ben servita da Kubasek, di servire dal lato opposto Vanessa Pereira. La 3 volte pallone d'oro anticipata da Melissa Barban, che quindi va ad allontanare la minaccia dopo 20 secondi, anche meno. Dunque già insidiosa il soccer Altamura, e poi Cinzia Pereira che va ad allargare per Giulia Maria Shostak, che però non controlla bene, scarabocchia un po' il controllo con la suola, e dunque permette all'Audace calcio a 5 Verona quantomeno di respirare in questo avvio di gara che stava per portare già la prima brutta sorpresa alla formazione di Rossi, con una veloce ripartenza su palla recuperata alta da parte del soccer Altamura, società del presidente Francesco Di Nardo, che appunto ha ottenuto, dicevamo, la propria prima promozione nella massima serie la scorsa estate, dopo aver vinto il lungo playoff promozione, secondo posto nel girone C di Serie B, alle spalle della Cannibale Women. Battute Virtus Cup San Michele, Women Futsal Club Grottaglie, Levante Caprarica, e nella Final Four di Cesena Atena Sassari. E però attenzione a Cinzia Pereira il palo, subito grande occasione per il soccer Altamura. Meno di un minuto e mezzo di gioco, 1 minuto e 25 secondi per l'esattezza, ne mancano ancora 18:35, già 2 volte insidiosa dalle parti di Verdù il soccer Altamura, in particolare in questa occasione, in questo frangente, con Cinzia Pereira che va a cogliere il palo alla destra del portiere spagnolo nativo di Madrid, Marta Verdú-Agnon. Grande occasione per l'ex Cagliari di portare già avanti la formazione di Tassegna. Ancora Cinzia Pereira che cerca di dribblare all'interno, il tocco per Kubasek leggermente troppo corto, quindi riesce ad accorciare e ad allontanare la minaccia Natasha Barban, la migliore marcatrice dell'Audace Verona, con 3 reti realizzate in stagione, alcune delle quali davvero molto belle, di pregevole fattura. Shostak all'indietro per Vanessa Pereira che cerca l'immediata verticalizzazione verso Cinzia Pereira. Nulla di fatto, palla leggermente troppo lunga, dunque si perde sul fondo. Un'altra occasione per il soccer Altamura. 0-0, siamo entrati da pochi secondi, 10 per l'esattezza nel terzo minuto di gioco. Ancora a recuperare palla alta, fa fatica l'Audace Verona in questo avvio di gara. Attenzione, la palla dentro e c'è subito il gol realizzato da Cinzia Pereira sulla palla messa dentro da Kubasek. Il vantaggio meritato al terzo minuto dopo 2 minuti e 20 secondi di gioco per l'Altamura. Avvio di gara davvero difficoltoso per l'Audace Verona. Soccer Altamura più volte pericolosa, più volte insidiosa dalle parti di Marta Verdù, e ora il vantaggio sul secondo palo di Cinzia Pereira, che va dunque a segnare il quinto gol
del proprio campionato, seconda miglior marcatrice della formazione biancorossa, dietro solamente al 6 reti di Tomislava Matijevic, che per il momento siede in panchina comodamente seduta. Le sue compagne ci stanno già pensando abbondantemente a fare il proprio dovere, il proprio lavoro. Si fa vedere nel frattempo anche l'Audace con questo scambio tra le gemelle Barban, la palla da Melissa Natascia, che prova senza però troppa convinzione a cercare il quarto gol in stagione. La puntata con il destro che si perde decisamente, nettamente alta. Dribbling di Kubasek, secco Kubasek dall'altra parte, questa volta è Vanessa Pereira che non riesce clamorosamente a depositare nella porta mai sguarnita. Grande giocata, grande spunto, fulmineo dribbling da parte di Claudia Elsbiet Kubasek. Sul palo opposto, precedentemente la giocata era riuscita con l'aiuto di Cinzia Pereira, che aveva poi realizzato l'1-0, unico gol della gara finora. Dall'altra parte invece è stata Vanessa Pereira che non è riuscita a portare a due le reti della formazione di Tasselli. Può ripartire l'Audace Verona con Barban che non riesce però a servire Natascia, la sorella Melissa. Sempre veloce e insidiosa e pericolosa quando parte in velocità Natascia Barban, appunto diciamo 3 reti per lei realizzate. Splendida soprattutto quella realizzata al Palla Pansini di Giovinazzo contro il Molfetta. Importante per il momentaneo pari anche quella dell'ultima sfida di inizio novembre prima della sosta contro la Kickoff. Poi comunque sconfitta la formazione nera rossa. Attenzione ancora a Natascia Barban che ha spazio, calcia la prima parata del match operata anche da Antea Polloni, il portiere ex Pero Falconera Kickoff e Cagliari, ultima esperienza appunto al Cagliari lo scorso anno, la classe 2002, giocatrice anche nel giro della nazionale, una delle 3 giocatrici che vedete oggi impegnate, tutte e 3 del Soccer Altamura, impegnate nello scorso mondiale filippino, il primo mondiale femminile della storia del futsal vinto dal Brasile. Appunto Antea Polloni per l'Italia e le 2 polacche Claudia Kubasek e Julia Szostak, entrambe ex VIP. Ci prova Melissa Barban a cercare la gemella sul secondo palo, intervenuta la difesa biancorossa a far ripartire l'azione pugliese, cerca la verticalizzazione nuovamente. Attenzione alla grande errore dell'Altamura e Vanessa Pereira che trova il 2-0 al quinto minuto di gioco. Clamoroso errore dell'Audace Verona, 2-0. Incredibile errore difensivo da parte dell'Audace Verona. Andiamo a vedere, andremo forse a vedere il replay in un secondo momento. C'è stata il verso Cinzia Pereira, non raggiunta con il pallone intercettato da una difendente dell'Audace Verona, dopodiché 2 giocatrici senza alcun pressing, alcuna pressione da parte delle giocatrici ospiti dell'Audace Verona si sono scontrate tra di loro, lasciando via libera a Cinzia e Vanessa Pereira. Il tocco della prima verso la seconda, l'ex Lazio 3 volte pallone d'oro, una delle più forti giocatrici della storia di questo sport, a realizzare il 2-0 ed è il secondo gol stagionale per lei, per la classe 88. Vanessa Cristina Pereira che aveva realizzato l'altro suo gol nel 5-1, nella vittoria 5-1 al Pala Torino di Roma contro la Lazio di Daniele Chilelli. 15 minuti e 15 secondi ancora da raccontare in questo primo tempo al Pala Lupatotina. Maretti ci prova direttamente sul tocco ricevuto da Melissa Barban sulla rimessa laterale, quella che si perde, si impenna alta sulla traversa della porta difesa da Polloni. Audace Verona chiamata a reagire, ci stava provando, aveva anche messo per la prima volta alla prova i riflessi di Polloni, che era stata appunto chiamata al primo intervento della propria partita sul tentativo di Natascia Barban. Dopodiché però il clamoroso disimpegno errato, il clamoroso errore, toppica difensiva da parte delle giocatrici rossonere ha lasciato via libera, strada spianata a Vanessa Pereira per il 2-0. Doppio passo molto bello di Maretti, che poi però sul tentativo di Mancino viene fermata da Vanessa Pereira. Si può distendere l'azione del Soccer Altamura in ripartenza, controllo però difettoso a seguire da parte di Cinzia Pereira, intervenuta Melissa Barban a mettere fuori il pallone. Audace dunque chiamata a reagire nuovamente, a
replicare al doppio svantaggio subito. La rete al terzo di Cinzia Pereira, il quinto di Vanessa Pereira, le due Pereira a segno. Ancora il tentativo di Vanessa, rimpallato e allontanato da Marette, la stessa Pereira poi ad appoggiarsi a Polloni. La numero 77 guadagna nuovamente la linea mediana del campo, la metà campo offensiva. Ancora Cinzia Pereira, si gira molto bene Matijevich, lo scambio ancora Pereira, che gol! 3-0, scambio bellissimo nello stretto tra Cinzia Pereira e Tomislava Matijevich. 3-0 al sesto minuto, è notte fonda per la Dacia Verona, che è già il primo time out tecnico chiamato dalla panchina, da una delle due panchine nella fattispecie. Ovviamente non ci sorprende da Andrea Rossi che in settimana ha perso, diciamo, il proprio vice allenatore Alberto Trattenero, che ha rescisso consensualmente il contratto con la società del presidente Betteghella per motivi personali. Al suo posto come nuovo vice allenatore è stato nominato Martino Portovenero, che già era preparatore dei portieri della società rossonera. E dunque al sesto minuto di gioco, a 14 minuti e 13 secondi dal termine, è già 3-0 al Palelo Patotina per il Soccer Altamura di Vincenzo Tassielli, con le reti di Cinzia Pereira, Vanessa Pereira e poi ancora di Cinzia Pereira. Bellissimo, in particolare l'ultima marcatura, quella appunto del tris, valso il 3-0, bello scambio nello stretto sulla tre quarti con Tomislava Matijevich e poi a tu per tu con Marta Verdù Agnon. Uno splendido tocco sotto, un tocco morbido che dolcemente si è insaccato nella porta della Dacia Verona per la terza volta nel giro di meno di 6 minuti, per l'esattezza 5 minuti e 47 secondi. E dunque doppietta personale per Cinzia Pereira, che momentaneamente sale a 6 gol in campionato e momentaneamente raggiunge appunto in vetta alla classifica marcatrici interna della Soccer Altamura, Tomislava Matijevich appunto come miglior marcatrice. La Dacia Verona davvero che ha approcciato in modo negativo la gara, aggredita e subito tramortita dal pressing e dalla pressione alta da parte della Soccer Altamura, squadra sicuramente più esperta, più forte, con una caratura tecnica e atletica maggiore, ma sicuramente la Dacia Verona, soprattutto nelle ultime settimane prima della sosta, aveva fatto vedere decisi miglioramenti nella gara con il Molfetta, nella gara interna contro il Bitonto, in quella del Palamettei di San Donato Milanese contro la Kickoff. Sembra però essere arrivata nel momento sbagliato la lunga sosta mondiale per la squadra di Andrea Rossi, che aveva appunto interrotto, bloccato forse tutti i miglioramenti, tutti i progressi della società, della squadra rossonera. Aspetta, forse ora ripartire da zero, sicuramente, però ciò non giustifica un approccio anche mentale, psicologico, totalmente negativo e fin troppo leggero per la squadra di Rossi. Nel frattempo Maretti che prova a cercare Melissa Barban, anticipata da Antepoloro in uscita alta. Dall'altra parte Pezzolla che prova un tiro cross sull'invito in profondità di Tomislava Matijevich. Ci ha provato la giocatrice classe 92, esperta, ex Real Sandos Salinis Bisceglie, Perugia Bitonto, Tiki Taka Atletico Foligno. Tante esperienze per lei in una lunga carriera di soddisfazioni. Maria Grazia Pezzolla, anche lei molto brillante in questo inizio di stagione, 3 reti già realizzate. È proprio Pezzolla a dare a Shostak, che cerca il dialogo con la connazionale, compagna anche di nazionale Kubashek. Bella palla poi in profondità da parte di Evelyn per la corsa di Maretti, anticipata da Pezzolla. Poi molto brava la 11 pugliese a farle carambolare il pallone addosso all'ex Bagnolo, e quindi rimessa laterale proprio davanti alla panchina di Tasselli per il Soccer Altamura. 12 minuti e 50 secondi. Shostak, dribbling a rientrare, davvero una delle più, anzi scusate, era Kubashek, una delle più ispirate fin qui, anche se non a segno, ma un assist e tante altre giocate preziose per le compagne, per una Soccer Altamura che quindi cerca di chiudere definitivamente il match già comunque abbondantemente e nettamente indirizzato verso la squadra biancorossa pugliese, la città del pane. 3-0
con 3 reti nei primi 6 minuti di gioco. Kubashek si destreggia, Kubashek, gran destro, questa volta ci mette le mani e spinge in calcio d'angolo Marta Verdù. Bella giocata ancora nello stretto, ancora con grande esplosività e forza nelle gambe da parte di Klaudia Elżbiet Kubashek, nel numero 15, classe 98 polacca, ex VIP e Falconara, l'altro anno al Falconara, l'anno scorso al VIP, come esperienze italiane. In patria invece al BTS Record Bieszczko-Biała, UEK Cracovia e Jagiellonia. Queste le sue 3 maglie indossate in patria. E riceve poi l'altra polacca in campo, Szostak, lungolinea con l'esterno verso Matijevic, che cerca di restituire il pallone interno per la corsa appunto interna a penetrare l'area e la difesa rossonera da parte di Szostak. Stavolta senza fortuna, si è difesa bene e si è chiusa bene la difesa rossonera. Attenzione, un altro errore in disimpegno, anche un po' connettersi le giocatrici di Andrea Rossi. Davvero tramortite sicuramente da un avvio di gara forte, pesante da parte dell'Altamura, ma sicuramente ci hanno messo del loro in almeno un paio di occasioni, con un approccio fin troppo svagato e leggero. Maretti concede la rimessa laterale, c'era stata un'altra occasione importante, meglio insidiosa dalle parti di Verdù. Riceve Matijevic all'indietro da Szostak, calcia col destro, era un passaggio verso Kubashek, proprio Szostak ora che dopo la giocata e il corner guadagnato va a cedere il posto a Vanessa Cristina Pereira, si posiziona al di fuori dell'area di porta. Matijevic pescata solo da Cinzia Pereira, scarabocchia alla conclusione. E poi è la grande conclusione da parte di Melissa Barban, che poi si lamenta con Ficetto per non averne seguito l'azione. Ha comunque chiamato alla deviazione in corner Polloni, è proprio Ficetto che poi ci prova senza fortuna sul corner battuto da Melissa Barban e poi va a cedere il proprio posto sul parquet a Natasha Barban. Maretti, Evelyn cerca di destreggiarsi, viene aggredita da Szostak e da Vanessa Pereira e da Cinzia Pereira, scusate, ho sbagliato entrambe, erano Kubashek e Cinzia Pereira. Detto su tutta la linea, vi chiedo scusa. Guadagna comunque con esperienza e destrezza un calcio d'angolo prezioso per l'Audace Verona Evelyn. Maretti cerca dentro la corsa, l'inserimento di Natasha Barban, ha capito tutto Cinzia Pereira che poi perfeziona il disimpegno con l'aiuto di Vanessa Pereira, ancora all'indietro dalla 14, allarga per la 15, Kubashek che cerca la verticalizzazione, l'appoggio su Matijevic, va a deviare in fallo laterale Greta Maretti. 10:54, va a richiedere un pallone, un nuovo pallone Cocco al cronometrista Gasparetto, Gioele Gasparetto di Rovigo. Kubashek, Vanessa Pereira, palla per Sabatino, ne è entrata, attenzione al diagonale da parte proprio di Claudia Kubashek, il primo pallone toccato anche molto bene da Antonella Sabatino, è entrata per la prima volta sul parquet in questa gara, ex ultima esperienza all'Irpinia. Attenzione a Vanessa Pereira, un gol pazzesco, anzi Vanessa Pereira, gran gol con il mancino sotto l'incrocio, un gol bellissimo, 4-0, gol bellissimo della ex Lazio a 10:38 e 4-0. Il corner battuto da Kubashek, altro assist per lei in questa giornata, impatta in modo splendido alla perfezione con il mancino al volo di pieno collo Vanessa Pereira, e questo è il motivo per cui questa giocatrice è stata 3 volte miglior giocatrice del mondo, 3 volte pallone d'oro. Vanessa Cristina Pereira, un gran gol, il terzo della sua stagione e soprattutto 4-0, doppiette per lei e per la omonima Cinzia Pereira. Ferrari prova la fuga e il suggerimento per Melissa Barban, è anche l'ultima a toccare, e quindi è rimessa laterale per la Soccer Altamura, all'inizio da Szostak e da Kubashek. Vanessa Pereira si destreggia molto bene, torna poi
anzi al centro da Sabatino, che allarga bene per Cinzia Pereira. Davvero un gran gol quello di Vanessa Pereira al volo con il mancino, un pallone impattato nel modo perfetto, nel migliore dei modi, palla che scendeva, impattato all'altezza giusta, nel modo giusto, con la potenza giusta. Mancino che si incastona, si infila in modo magnifico sotto l'incrocio dei pali, alle spalle di una stavolta davvero incolpevole Marta Verduagnon. Grande fuoriclasse Vanessa Cristina Pereira, gol numero 2 oggi, 3 in stagione. Diciamo appunto ha segnato fin qui solo nella vittoria 5-1 in casa della Lazio. Ci prova poi ancora Cinzia Pereira, vicina dopo poco più di un quarto di gara alla tripletta personale. Ci mette una pezza Verdù. Davvero un gol magnifico che attenzione a Vanessa Pereira, c'è un po' di spazio poi Kubasek, ancora Vanessa Pereira, non riesce a coordinarsi, situazione difficile dalle parti di Verdù. Sabatino è rimasta poi a terra l'ex per indossato in carriera le maglie di Montecchio VIP e Cuspadova, classe 97. Ha dunque fermato il gioco Cannizzaro e ha ordinato ora la ripresa con una palla scodellata, con Vanessa Pereira che la restituisce sportivamente all'Audace Verona. È stata un'altra occasione con Sabatino e Vanessa Pereira più volte pericolosa dalle parti di Marta Verdù, che ora con le mani pesca molto bene Maretti, che va a controllare molto bene, a calciare con il destro. Non c'è il calcio d'angolo, anche se Maretti era convinta che Polloni avesse deviato il pallone, quindi ci fosse calcio d'angolo per l'Audace Verona. Non è così per l'arbitro più vicino allo svolgersi dell'azione, Francesco Cocco di Parma, e dunque si è ripartiti con il rinvio proprio di Antea Polloni. Cinzia Pereira, Sabatino, Vanessa Pereira, dicevamo un gol che troveremo sicuramente. Attenzione a Vanessa Barban, clamoroso errore di Natascia Barbana, tu per tu con Polloni, aveva perso palla a metà campo, permettendo alla numero 26 dell'Audace Verona di involarsi a tu per tu con Polloni. Ha però difettato in freddezza e precisione a tu per tu appunto con il portiere biancorosso, una delle due gemelle Barban, Natascia, andando a calciare a lato. Miglior occasione probabilmente per l'Audace Verona fin qui in questo match, vicina all'1-4 dunque la formazione di Rossi, che prova faticosamente a ricostruire e a rientrare in partita, o quantomeno a dare un senso ad un match che un senso pare non averlo in questa prima metà, poco più di primo tempo. Verdù direttamente fuori senza trovare, pescare Natascia Barban. Dicevamo il gol di Vanessa Pereira, che troveremo sicuramente nella compilation delle migliori reti realizzate in questa ottava giornata di Serie A Tesis. Un gol bellissimo e mi auguro, o meglio auspico, che possa trovare la prima posizione. Un gol davvero magnifico con il mancino al volo direttamente sul corner battuto da Kubasek, che ci ha provato Pezzolla, ha allontanato temporaneamente Ferrari. Vanessa Pereira direttamente da Polloni, che si appoggia a Shostak, che guadagna la metà campo offensiva, va da Pezzolla che controlla con la suola, decide per il da farsi, allarga sulla sinistra per Vanessa Pereira, che torna da lei a destra, ancora Maria Grazia Pezzolla, un po' di spazio, la 11 in maglia nera, va poi da Shostak che cerca la carambola, favorisce poi l'azione del Soccer Altamura, può ripartire l'Audace Verona con Maretti, la fuga di Maretti col mancino che esce male, ignora Melissa Barban in posizione forse migliore, anche se effettivamente Maretti aveva parecchia porta davanti, in posizione sì defilata ma non più di tanto, poteva andare appunto con il mancino sul palo lontano, con situazione simile a quella che l'aveva portata al gol contro il Levitonto nell'ultima casalinga per la Dacia Verona. La giocata di Shostak, attenzione a Matijevic,
il 5-0 su un altro assist della scatenata Klaudia Kubaszek. Dunque per il Soccer Altamura. È arrivato il 7° gol stagionale di Tomislava Matijevic, che dunque torna momentaneamente miglior marcatrice in solitaria del Soccer Altamura, appunto con 7 reti realizzate, distanziando nuovamente Cinzia Pereira, che era arrivata con la doppietta di inizio gara a 6. Altra grande giocata di Kubaszek, che nonostante non abbia ancora trovato il gol e la gioia personale in nessuna appunto delle 5 la migliore in campo, con tantissime azioni. Attenzione a Pezzolla che finta il tiro col destro, si porta con la suola la palla sul mancino, calcia verso il palo lontano. Questa volta Verdù può solo sperare, guardare il pallone sfilare sul fondo. Fortunatamente per lei non c'è il 6-0, fortunatamente per tutta l'Audace Verona si resta comunque su un impietoso per il momento 0-5 a 6 minuti e 36 secondi. Kubaszek davvero scatenata, anche una brillantezza e una qualità e capacità fisica incredibile in questo primo scorcio di gara. Va al doppio dell'avversaria su un'altra suo spunto in fascia sulla banda di destra. È arrivato l'assist in 2 tempi, diciamo, per Matijevic. Fredda, una grande giocata con tutte le giocatrici in movimento dell'Altamura coinvolte, e poi Marta Verdù che prova la sortita disperata personale offensiva. Bellissima l'azione di prima con Shostak, che per questioni di centimetri non è riuscita a raggiungere il pallone in profondità, e l'uscita appunto verso la porta di Pezzolla. Maretti, bella conclusione in diagonale con il mancino, porta di Polloni, non di Pezzolla. Grande poi la conclusione di Greta Maretti con il mancino, palla in diagonale a lato di poco alla sinistra del palo della porta, difesa da Polloni. Il fallo poi di Ferrari, se non vado errato, una spinta alle spalle di Kubaszek anticipata da Ficeto, ma con il precedente intervento ai danni della numero 15 ospite commesso, se non vado errato, alle sue spalle una spinta da Beatrice Ferrari. Calcio di punizione dunque da posizione davvero invitante. Il primo fallo commesso in questa gara da Audace Verona, è il primo fallo anche commesso in tutta la gara da una delle due squadre, appunto commesso da Audace Verona. Questo la dice lunga, anche se forse sulla mancanza di cattiveria agonistica e di intensità da parte della formazione di Andrea Rossi, davvero tramortita dall'avvio del Soccer Altamura. Calcio di punizione parte Matijevic che allarga per Vanessa Pereira, il cui mancino questa volta però decolla sopra la trasversale della porta, difesa da Marta Verdù, che va a chiamare le compagne. Questo dunque sul 0-5. Il lancio di Verdù verso Maretti, leggermente troppo lungo, non può raggiungere il pallone l'ex Bagnolo. Attenzione alla giocata poi da parte di Cinzia Pereira, che era in un primo tempo sgattaiolata via, fuggita via alla guardia di Beatrice Ferrari, che poi con furbizia, con mestiere va a fermare l'azione. Zona Maretti, le sbarra la strada Polloni in uscita, e poi molto brava a recuperare il pallone con forza e furbizia, anche con mestiere, Tomislava Matijevic, che va poi a provocare l'ammonizione, la prima della gara, di Evelyn Luana dei piedi di Evelyn, che poi forse con frustrazione e nervosismo è andata a caricarla alle spalle, a fermarne l'azione in modo irregolare, a rimediare
estratto da Francesco Cocco, il primo cartellino giallo della gara, il secondo solamente fallo di tutta la partita. Evelyn Luana Tosetto dunque la prima ammonita del primo tempo di tutta la partita. Cinzia Pereira cerca Vanessa che con il destro cerca un tiro cross che si stava tramutando in un assist prezioso per Claudia Elsbiet Kubasek, che però per questione di poco non è riuscita a raggiungere il pallone e a realizzare lo 0-6. Natascia Barban punta occhi negli occhi Sabatino, ancora Barban che calcia e inganna con la sua traiettoria Antea Polloni. Bel gol da parte di Natascia Barban, è il suo quarto stagionale e soprattutto è l'1-5. Un gol improvviso, quasi a sorpresa per l'Audace Verona, soprattutto non solo per l'andamento del match e degli ultimi minuti, ma anche per l'azione che si era svolta e per la conclusione da parte della stessa numero 26. Nel frattempo altra fuga sulla linea laterale di destra da parte di Claudia Kubasek e cross dal fondo messo fuori dalla difesa rossonera, oggi giallo-blu potremmo dire, con la terza maglia usata dalla squadra di Andrea Rossi. Evelyn ferma l'azione dell'alta numero 77 in campo Vanessa Pereira e poi è Ferrari che può far ripartire l'azione delle compagne. Cerca dall'altro lato Federica Ficetto, fermata da Antonella Sabatino. È già portiere di movimento, quinto di movimento per Andrea Rossi. Power play già a 4 minuti dal termine del primo tempo, con Garretta Maretti con la maglia bianca di portiere a creare la situazione di superiorità 5 contro 4 e a guadagnare appunto stabilmente la metà campo offensiva. Vediamo se, sfruttando bene questo 5 contro 4, la squadra di Rossi potrà portare qualche pericolo dalle parti di Polloni dopo la rete dell'1-5 e di una flebile speranza realizzata da Natascia Barban, che si era appunto involata, era partita sull'out di sinistra, si era accentrata per portarsi appunto il pallone sul piede forte sul destro, aveva calciato verso il primo palo, un tiro non particolarmente potente, sembrava nemmeno così convinta la conclusione da parte della ma Polloni è stata ingannata e spiazzata dalla conclusione appunto incrociata verso il primo palo da parte di Natascia Barbani, soprattutto probabilmente da parte di un paio di movimenti davanti a lei che l'hanno proprio ingannata e presa alla sprovvista, e quindi è rimasta immobile il portiere classe 2002, concedendo l'1-5, la quarta rete stagionale di Natascia Barban, decisamente la miglior marcatrice della formazione Andrea Rossi, le cui altre marcatrici sono tutte a quota 1, nella fattispecie Evelyn, Santi, Puttoff, Ficetto e Maretti. Melissa Barban, 2 minuti e 50 secondi al termine del primo tempo al Palio Lupatottina. Audace Verona 1, Soccer Altamura 5. Evelyn aggredita da Cinzia Pereira, rischia di perdere il pallone sull'aggressione anche dell'altra numero 77 in campo Vanessa Pereira. 2 reti a testa per le due Pereira, ma appunto l'1-5 della bandiera e forse di una flebile speranza di Natascia Barban. Evelyn, Melissa Barban, ancora da Evelyn, poco oltre il cerchio di centrocampo in zona metacampo difensiva rossonera. Maretti sul centro destra sempre per azionare poi il mancino, piede forte dell'ex Bagnolo classe 2001. La palla dentro, si è provata proprio Audace Verona con una conclusione che poi è terminata sul fondo con Polloni che ha fatto ripartire ora le compagne. Vanessa Pereira riceve da Kubasek, torna dalla polacca numero 15 che poi va a lungolinea da Cinzia Pereira, interviene in anticipo ad intercettare Melissa Barban. Kubasek prova direttamente in diagonale
dalla rimessa battuta da Cinzia Pereira. Vanessa Pereira allontana con qualche difficoltà con i piedi Verdù e poi poco convinto la conclusione, il tentativo da parte di Julia Shostak. Si è già però esaurita ed è già sfumata l'azione dell'Audace Verona dall'altra parte, quindi rimessa laterale in favore, in zona difensiva per la Soccer Altamura. Shostak riceve da Kubasek e va da Vanessa Pereira, che guadagna il cerchio di centrocampo, allarga verso la parte destra del fronte offensivo biancorosso, oggi completo nero però per la formazione ospite, verso Claudia Kubasek, che è intervenuta Barban Melissa. Cinzia Pereira dentro, interviene Melissa Barban, anzi Natasha Barban, e poi va ad ambrancare il pallone Marta Verdù. Cerca poi una fuga abbastanza improbabile sulla banda laterale di sinistra. Melissa Barban, e si allunga troppo il pallone, che rotola dunque in fallo laterale proprio all'altezza della linea mediana del campo, dal lato destro del fronte offensivo Soccer Altamura, che è proprio la squadra che l'ha battuta. Attenzione Cinzia Pereira dalla dentro per Vanessa Pereira, che viene bloccata da Verdù in due occasioni, due tentativi sotto porta da parte del numero 77 su ottimo servizio della connazionale Cinzia Pereira. Ancora Vanessa Pereira, ancora al volo, questa volta in modo un po' meno spettacolare, ma soprattutto anche un po' meno efficace. Palla fuori di poco, vicina alla tripletta personale Vanessa Pereira, giocatrice nativa di Patos de Minas, brasiliana, classe 88, diciamo, in Italia ha giocato con le maglie di Sinnai, Pescara, Ternana, Lazio e Molfetta. 3 volte pallone d'oro. Davvero una giocatrice fenomenale, 49 presenze anche in carriera con la maglia della nazionale brasiliana. Cinzia Pereira cerca la corsa di Pezzolla, guadagna comunque, riguadagna campo la Soccer Altamura con Cinzia Pereira. Il tiro deviato da parte di Natasha Barban, se non vado errato. Il calcio d'angolo dunque concesso alla Soccer Altamura dal lato destro del fronte offensivo biancorosso. Mancano 33 secondi al termine del primo tempo, un primo tempo di marca nettamente biancorossa, con un dominio incontrastato della formazione di Vincenzo Tassielli, diciamo tecnico tornato dopo un anno sulla panchina biancorossa del Soccer Altamura, dopo aver ceduto il posto appunto per un anno a Raffaele Colaiani. Attenzione alla giocata, ancora nello stretto Vanessa Pereira, ancora lei, 6-1, ancora statica, immobile la difesa dell'Audace Verona. Scambio ancora nello stretto tra le due mattatrici del primo tempo, almeno a livello realizzativo, Cinzia e Vanessa Pereira, dalla 14 ex Cagliari alla 77 ex Lazio, che in caduta, sempre con il mancino, va a depositare nella porta rimasta sguarnita, senza più la guardia nemmeno di Marta Verdù, e dunque ad infilare l'1-6. Ci aveva forse leggermente, timidamente sperato di rientrare in gara l'Audace Verona dopo il gol di Natasha Barban, ma non era ovviamente dello stesso avviso la formazione di Tassielli, che ha letteralmente dominato questo primo tempo al Pala Lupatotina. Primo tempo che si chiude ora. Audace Verona e Soccer Altamura vanno al riposo con le pugliesi avanti 6-1, con tripletta di Vanessa Pereira, doppietta di Cinzia Pereira e rete singola di Tomislava Matijevic. Rete del momentaneo 1-5 per l'Audace Verona di Natasha Barban. A tra poco per la ripresa qui dal Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatoto.
Bentornati dal Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatoto, dove Audace Verona e Soccer Altamura sono pronte a dare il via alla ripresa del match valevole per l'ottava giornata della Serie A Tesis 2025-2026. Primo tempo che si è chiuso con il netto, meritatissimo vantaggio per la formazione di Vincenzo Tassielli, 6-1, con 3 reti di Vanessa Pereira, 2 di Cinzia Pereira e 1 di Tomislava Matijevic. Il momentaneo 1-5 inutile per l'Audace Verona realizzato da Natasha Barban, una squadra veramente dominante. Ci prova subito dall'altra parte, dopo nemmeno 10 secondi dall'avvio della ripresa, Cinzia Pereira con un destro da buona posizione disinnescato, respinto molto bene da Marta Verdù, e dunque già vicino all'1-7 il Soccer Altamura. Ottava giornata della Serie A Tesis che si è aperta ieri con il match tra CMB e Molfetta, un autentico testacoda tra la prima e l'ultima della classifica. CMB 6, Molfetta 2, per un match che comunque a lungo è stato aperto e in equilibrio. Oggi invece il quadro, appunto, oltre ad Audace Altamura, Women Roma Montesilvano e Tiki Taka Kickoff. Andremo a dare dopo anche il risultato dell'altro match, appunto, che si gioca in contemporanea, Women Roma Montesilvano. Altro match sulla carta abbastanza scontato. A chiudere il quadro poi in una... Attenzione a Verdù ancora che respinge, ancora su Cinzia Pereira, ancora alla ricerca della tripletta personale. A chiudere il quadro domani alle 14:30 Cagliari-Lazio, mercoledì 17 alle 20:30 Falconara-Bitonto, match rinviato a mercoledì appunto per la Supercoppa. Attenzione al tentativo dell'Audace Verona in contropiede sull'asse Barban con Melissa che ha cercato Natasha, che in scivolata è andata a calciare senza fortuna con un tentativo respinto in calcio d'angolo. Poi di nuovo un tentativo che era pur destinato sul fondo ma deviato, e da cui deriva una rimessa laterale in zona d'attacco. Questa volta il tentativo era stato di Melissa Barban. Audace dunque che prova quantomeno a metterci il cuore e il carattere per rientrare in partita, quantomeno rendere meno pesante, meno umiliante il passivo. Il lancio di Verdù troppo lungo per Ferrari, può uscire comodamente Polloni. Match dunque, dicevamo, Falconara-Bitonto rinviato per la Supercoppa, che appunto ha messo di fronte proprio Falconara e Bitonto ieri al Pala Badiali, ieri sera con la vittoria 6-3 del Bitonto di Guarino sulla formazione, appunto, la casa Falconara di Domenichetti. 6-3 esterno, anche se appunto era un match secco di Supercoppa, e vittoria della terza Supercoppa italiana consecutiva per la società pugliese. Lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia 5-1 in finale sul kickoff, mentre il Falconara appunto si era laureato campione d'Italia in finale 4-3 al Pescara. E dunque attenzione alla grande giocata da parte di Pezzolla, Matijevic, porta a volta Matijevic ancora, palla che non vuole sapere di entrare. Ci hanno provato nel giro di pochi attimi Pezzolla e Matijevic, 2 volte il pivot croato, classe 93, e poi Pezzolla che va a guadagnare la rimessa laterale, che cede e lascia a Vanessa Pereira. Pezzolla, verticalizzazione per Matijevic, nello stretto ancora per Vanessa Pereira, ancora da Pezzolla, poi Cinzia Pereira, coinvolte tutte le giocatrici in movimento con rapidi scambi di posizione, di pallone e posizione per appunto il team biancorosso. E poi è Pezzolla che va a mettere dentro con la testa Ferrari ad anticipare Matijevic, e Verdù che non riesce ad evitare il corner che andrà a battere dalla parte opposta Cinzia Pereira. Vanessa Pereira, finta di tiro, si porta il pallone avanti, attenzione a Verdù che va ad intervenire in 2, 3, 4 tempi, rischiando quasi di far carambolare il pallone alle proprie spalle. Vanessa Pereira, grande palla allargata per Pezzolla che non controlla nel miglior dei modi e viene poi fermata da Ferrari. Duello tra le due, palla vagante poi riconquistata da Ficetto che favorisce l'inserimento da parte di Melissa Barban, il cui destro potente in diagonale viene respinto in corner, non senza qualche patema da parte di Antea Polloni. Tentativo poi di Natasha Barban
con un'altra leggera deviazione di un difendente del Soccer Altamura, quindi nuovamente calcio d'angolo comandato dal primo arbitro Cannizzaro di Ravenna. Rientra anche Evelyn che va a calciare, un tentativo che non trova fortuna, ancora il tentativo poi questa volta ben più insidioso da parte di Melissa Barban, che vuole quantomeno imitare la gemella Natasha. Segnò oggi e già 4 volte totali in stagione, ancora a secco invece la numero 9. 16 minuti e Soccer Altamura. Pezzolla, Vanessa Pereira, Cinzia Pereira, palla che era leggermente troppo lunga, non esce, anzi sì. Cannizzaro che va a fermare l'azione, comanda la rimessa laterale in favore dell'Audace Verona proprio davanti alla panchina di Andrea Rossi. Quindi in zona difensiva, sulla tre quarti difensiva, lato destro poi del fronte d'attacco. Audace Verona che va a battere con Evelyn, palla lunga verso Melissa Barban che si è ben inserita in banda. Melissa Barban dentro per Natasha Polloni, Ficeto che va a calciare alto. Audace Verona comunque con tutt'altro spirito e tutt'altro animo rispetto al primo tempo, anche se comunque in questa ripresa già per ben 3 volte è andata vicina al 7° gol del Soccer Altamura, 2 volte con Cinzia Pereira, un'altra volta con Tomislava Matijevic, ma sicuramente un'Audace diversa e migliore, quantomeno come spirito, come atteggiamento, come grinta e coraggio, rispetto a una prima frazione di gioco francamente disarmante. Raramente avevamo visto l'Audace così in difficoltà e dicevamo, dopo un bel periodo di miglioramenti, di progressi mostrati nelle ultime partite, ad esempio contro Molfetta, Bitonto oppure contro la Kick-Off. Matijevic al volo sulla rimessa laterale battuta da Cinzia Pereira, non impatta nel migliore dei modi il pallone che poi sfila sul fondo dal lato opposto. Melissa Barban, lungolina per Natasha Barban, grande giocata, ancora Natasha Barban per Melissa! 2-6 gol. Soccer Altamura decisamente disattento e decisamente sorpreso in questo frangente. Comunque davvero una giocata splendida, tutta in velocità, tutta di prima tra Natasha e Melissa, e come detto poco fa, Melissa alla ricerca del gol per imitare la sorella Natasha, già a segno 4 volte in stagione, per la 4ª volta appunto questo pomeriggio nel corso del primo tempo. E il gol di Melissa, il primo stagionale. Ancora Vanessa Pereira, Vanessa che calcia, c'è stata la deviazione con i piedi da parte di Marta Verdú-Agnon a concedere il corner, subito vicina a ristabilire il +5 il Soccer Altamura. Ancora Vanessa Pereira, ancora Evelyn a deviare, calcio d'angolo di nuovo dal lato sinistro del fronte offensivo biancorosso. Oggi comunque potremmo dire fronte offensivo All Blacks per Soccer Altamura, appunto con il completo di trasferta. Completamente nero Vanessa Pereira, Szostak, Cinzia Pereira ancora centralmente per la polacca, Szostak per l'altra polacca Kubaszek, tra le migliori nel primo tempo. Ancora però la ricerca della prima gioia personale di giornata, grande giocata di Cinzia Pereira ad eludere l'intervento di Melissa Barban, e poi brava in ripiegamento, in recupero difensivo Evelyn a guadagnare con il rimpallo su Cinzia Pereira, la rimessa laterale, battuta però con pallone in movimento, e dunque si ordina il cambio di rimessa da parte di Cannizzaro. Bellissima azione, veramente partita da Verdú, poi la palla in lungolina da parte di Melissa per Natasha, dribbling splendido e tunnel ad involarsi poi a tu per tu con Polloni, azione seguita dalle retrovie proprio da Melissa Barban, che è andata dunque ad ottenere il pallone dalla sorella, servitole con grande altruismo, e quindi Melissa Barban che ha potuto a quel punto depositare in porta, nella porta sguarnita, dopo l'uscita a vuoto appunto elusa dal passaggio di Natasha per Melissa, appunto l'uscita di Polloni, e quindi a porta sguarnita la rete di Melissa, il primo stagionale. Szostak all'indietro da Kubaszek sulla sinistra per Vanessa Pereira, lo scambio ancora con Szostak, bella giocata, bravo Verdú per Melissa Barban, lungolina per Ficeto, molto brava a difendere il pallone, a servirlo a Evelyn,
si destreggia bene la numero 77 brasiliana classe 2003. Poi Ficchetto però sulla pressione nuovamente di Kubashek va a buttare il pallone direttamente in corner già battuto con il tentativo poi di prima intenzione sulla palla di Shostak da parte di Cinzia Pereira, nettamente lontana, decisamente lontana dai pali della porta difesa da Marta Verdù, che ora va a far ripartire l'azione delle compagne proprio verso Melissa Barban, e la palla lunga per Ferrari che spinge nettamente Vanessa Pereira, arriva forse con un attimo di ritardo il fischio di Cannizzaro, fischio che sembrava evidente, che tutti si aspettavano. Fallo di Beatrice Ferrari, è il primo della seconda frazione di gioco, nel primo tempo solo 2 falli. 13:45 dal termine e un solo cartellino giallo per Evelyn Luana Tosetto. Matievic controlla ancora, Matievic con il mancino in diagonale però verso il primo palo. Brava Verdù a non farsi ingannare dalla traiettoria appunto stretta verso il primo palo da parte del pivot croato. Brava a metterci una pezza, deviare in corner, calcio d'angolo battuto da sinistra da parte di Julia Shostak che cerca e trova Matievic allarga nuovamente per Pezzolla, Pezzolla cerca di tornare dentro, l'intervento a mettere in corner da parte di Asia Boschetto, giocatrice classe 2007 appena entrata sul parquet e al debutto assoluto in Serie A. Si trattava addirittura per lei anche della prima convocazione in assoluto in prima squadra, giocatrice della formazione Under 19 allenata da Arianna Pomposelli, formazione Under 19 dell'Audace Verona che è stata premiata in settimana con il premio Can Grande per appunto l'annata 2023 splendida, trionfale della formazione Under 19 della società rossonera, che ha ottenuto ogni trofeo a cui ha preso parte, dopo la Supercoppa italiana, anche lo scudetto e la Coppa Italia, o meglio, dopo la Coppa Italia e lo scudetto, anche la Supercoppa italiana nel match di dicembre, dello scorso 14 dicembre, esattamente un anno fa, qui al Pala Lupatottina, una trionfale 5-0 a Bitonto che avevo avuto il piacere di raccontarvi in compagnia di Carlos Giorgio. Shostak, lo scambio ancora con Matievic, Shostak, Matievic, il gol da parte di Kubashek, è il 7-2 ed è la meritatissima gioia personale per la giocatrice polacca. Bellissima azione tutta in velocità della squadra di Tassielli con il rapido scambio nello stretto tra Shostak e Matievic, la palla poi da Shostak verso il centro con l'intervento mancato da parte del croata Matievic, ma la connazionale polacca Klaudia Elżbiet Kubashek è riuscita ad intervenire e ad infilare nella porta praticamente sguarnita il 7-2 per la formazione pugliese e soprattutto il primo gol della giornata per Klaudia Kubashek, il primo gol davvero meritato per una delle giocatrici migliori, più brillanti, più attive e vivaci nel corso del primo tempo, davvero devastante in alcune sue giocate. Palla al piede, secondo gol stagionale di Kubashek, che aveva realizzato fin qui la sua unica rete proprio nell'ultimo match prima della sosta, quindi potremmo dire 2 gol consecutivi per lei nella sconfitta 2-4 al Pala Piccinni di Altamura contro la capolista CMB Futsal Team. Melissa Barban riceve da Evelyn, di nuovo portiere di movimento per Andrea Rossi con Maretti con la maglia bianca, power play 5 contro 4, riceve proprio l'ex Bagnolo, all'indietro da Evelyn dopo un primo tentativo di allargare sulla sinistra fermato da Matievic. Barban, Melissa verso Natasha, ancora Melissa, la 9 per la 26 ancora, palla dentro, interviene Maretti che trova il 3-7 con la maglia del portiere di movimento, gran palla di Natasha Barban per Greta Maretti al secondo gol stagionale dopo quello realizzato nell'ultima gara casalinga dello scorso ottobre qui al Pala Lupatottina contro il Bitonto. 3-7 continua dunque la girandola di emozioni, di gol al Pala Lupatottina, torna leggermente in partita, potremmo dire sul -4 l'Audace Verona dopo Natasha e Melissa Barban
la rete anche di Greta Maretti. Per Natascia era il quarto gol stagionale, per Melissa il primo, invece per Greta Maretti è il secondo in stagione. Pezzolla prova il tiro cross, c'era sul secondo palo pronta Matievic, allontanato però Ficetto. Il fallo poi di Melissa Barban su Maria. Secondo intervento irregolare da parte dell'Audace Verona in questa ripresa, ancora a 0 la Soccer Altamura. Cinzia Pereira rientra sul parquet e riceve da Claudia Kubasek, torna dalla polacca, dribbling su Evelyn, gran palla per Matijevich, 8-3. Altra giocata fulminante da parte di Claudia Kubasek, doppio passo e Evelyn lasciata sul posto. Dal fondo palla all'indietro al centro dell'area di porta per Tomislava Matijevich, che con grande senso del gol e della posizione va a calciare con il destro di prima intenzione con un pallone che si insacca sotto la traversa alle spalle dell'incolpevole Marta Verdù. 10° minuto, 8-3. Doppietta anche per Tomislava Matijevich, che raggiunge quindi oggi appunto a 2 marcature anche Cinzia Pereira. A 3 invece Vanessa Pereira, una sola per Kubasek. Mi sentirei però quasi di definire e nominare come miglior giocatrice dell'incontro, davvero per una continuità d'azione soprattutto incredibile. Evelyn cerca ma non trova Natascia Barbano con un pallone lungo in verticale. Può ripartire l'Audace, può ripartire la Soccer Altamura con Evelyn però che va a frapporsi sulla linea di passaggio scelta da Cinzia Pereira verso Tomislava Matijevich. Questa volta Pereira che raggiunge la 99, allarga poi per Maria Grazia Pezzolla, cerchio di centrocampo verso Cinzia Pereira, ancora da Vanessa. Cinzia, Vanessa, palla allargata per Tomislava Matijevich. Prova a mettere dentro, è fermata da Evelyn che può anche ripartire, le mette poi il pallone in fallo laterale Maria Grazia Pezzolla. 9 minuti e 48 secondi, da 12 secondi abbiamo superato la metà della seconda frazione di gioco. 9:48 al termine di questo match del Pallo Patottina, già nettamente indirizzato nel corso del primo tempo, ma che quantomeno non ci sta facendo annoiare in questa ripresa con tanti gol, con il punteggio che dice 2-2 parziale, quindi 2 gol per parte appunto. Pallone in campo e quindi gli arbitri che vanno a fermare il gioco e poi a riscodellare il pallone giustamente lasciato all'Audace Verona, che ne era in possesso. Kubasek e Matijevich in queste riprese per la Soccer Altamura, Melissa Barban e Maretti per l'Audace Verona. Nel cerchio di centrocampo Evelyn, in campo nuovamente Maretti ancora con il ruolo di portiere in movimento. Attenzione, la porta è rimasta sguarnita, può ripartire la Soccer Altamura con Pezzolla, un tiro che era diretto fuori. Si vede che non è un portiere Greta Maretti, ha messo comunque la mano concedendo il calcio d'angolo. In corso di svolgimento anche in contemporanea anche il match tra Women Roma e Montesilvano Futsal Club, con il 3-0 capitolino della squadra di Seli Gaiardo, fin qui con le reti di Tampa, Praticò e Narcisi. Palla messa fuori, allontanata momentaneamente dalla difesa rossonera. Sabatino è rientrata sul parquet e ha ricevuto già dalla rimessa laterale da Vanessa Pereira. È proprio Vanessa Pereira che cerca Cinzia Pereira, ancora da Vanessa all'indietro, palla verso Matijevich che va poi a fermare Barban. Rimessa laterale in favore dell'Audace Verona. C'è la richiesta di time out da parte della panchina rossonera, da parte di Andrea Rossi, che darà dunque a dare le proprie indicazioni alle proprie giocatrici per questi ultimi 8 minuti e 36 secondi di gioco. Diciamo dunque che questa ottava giornata della Serie A Tesis, che si è aperta ieri con la vittoria 6-2 del CMB sul Molfetta. Oggi alle 16 appunto il match che vi stiamo raccontando, Audace Verona e Soccer Altamura, che sono momentaneamente sul
3-8, parziale invece di 3-0 per l'altro match in contemporanea, Women Roma Montesivano Futsal Club, 3-0 appunto con le reti al Palapertini di Fiano Romano, di Tampa e Diane Marcolan, Praticò e Narcisi. Alle 18 a chiudere il quadro della domenica, Tiki Taka, kick-off domani lunedì 15. Falconara Bitonto, che sono affrontate ieri, protagoniste ieri sera della Supercoppa italiana al Pala Vadiari di Falconara Marittima con la vittoria 6-3 del Bitonto, che è andato dunque a conquistare la terza Supercoppa italiana consecutiva. Campionato che è tornato oggi, o meglio è tornato ieri con l'anticipo CMV Molfetta, dopo un mese e mezzo di sosta per il primo mondiale di futsal femminile della storia a Pasig City nelle Filippine, conclusosi domenica scorsa con la vittoria del Brasile. L'Italia di Francesca Salvatore dopo il secondo posto del girone dietro al Brasile davanti a Iran e Panama ha terminato la propria corsa ai quarti di finale con la sconfitta 7-2 contro il Portogallo, poi vice campione del mondo appunto, sconfitto in finale 3-0 dal Brasile. Rientrate sul parquet le due formazioni, match già ripreso, 8 minuti e 12 secondi al termine. Melissa Barban, Ficeto ci prova da posizione defilata, tiro cross allontanato con i piedi da Antea Polloni. Anzi, se non vado errato, è entrata sul parquet Liliana Nicoletta, portiere di riserva nella formazione di Vincenzo Tassielli, premiata con i minuti in questa ripresa. Ancora Nicoletta ad uscire, ad allontanare poi con i piedi, forse in modo un po' troppo frettoloso. Maretti, erano da sole in due, Maretti e Evelyn, e Maretti va ad anticipare praticamente la compagna. In controtempo il servizio di Evelyn verso Natasha Barban, fase della gara adesso un po' confusionaria, caotica, non particolarmente bella da apprezzare. Sabatino, Cinzia Pereira allarga per Vanessa Pereira, fermata da Melissa Barban con l'aiuto poi anche di Ficeto, che si destreggia bene in mezzo a due avversari, mantiene il possesso della palla e va a servire all'indietro Evelyn. Natasha Barban, lungolinea per Ficeto che controlla bene, va all'indietro da Natasha Barban nuovamente, in anticipo però Kubashek, anzi Sabatino, trattenuta da Natasha Barban in modo evidente, e dunque Cannizzaro non può fare altro che fermare il gioco, fischiare il fallo ed estrarre il secondo cartellino giallo della partita, sempre all'indirizzo di giocatrici rossonere. Prima nel primo tempo Evelyn Luana Tosetto, ora Natasha Barban. Sette minuti e 3 secondi, sempre più 5, 8-3 per la Soccer Altamura. Diciamo in questa ripresa dunque Tassielli ha inserito il secondo portiere Liliana Nicoletta al posto di Antea Polloni, classe 96. Attenzione al gol clamorosamente fallito da ottima posizione da parte di Antonella. 9-3 dunque Soccer Altamura. Cinzia Pereira, servita da Vanessa Pereira, la cerca e la trova in qualche modo nuovamente sul secondo palo, ma è davvero difficile da spingere dentro per la classe 88 ex Lazio. Ha potuto toccare solamente con la coscia, palla che si è persa sul fondo. Era a due passi, ma era un pallone su cui era difficile coordinarsi. Attenzione a Cinzia Pereira che non raggiunge il pallone offertole da Vanessa Pereira, sarebbe stata tutta sola davanti a Verdù. Ferrari, Verdù riparte l'Audace Verona a poco più di 6 minuti dal termine della gara. Gran palla per Melissa Barban, dentro per Ficeto, bellissima azione dell'Audace Verona. 4-8, secondo gol stagionale anche per Federica Ficeto. Entrambe, lei e Maretti, sempre a segno in tandem, diciamo, entrambe a segno nel 2-5 di ottobre qui al Pala Rupatotina contro il Bitonto, e ora assieme in coppia anche in questo
4-8 parziale a 6 minuti e spiccioli al termine del match contro il Soccer Altamura. 4-8, bellissima azione, Verdù lungo per Melissa Barban, palla praticamente dal fondo, dal lato sinistro del fronte offensivo rossonero al centro, verso il secondo palo, sul secondo palo per Ficetto, che interviene in scivolata con grinta, cuore, anche coraggio, e va a depositare in rete il 4-8. Tanti gol in questa ripresa, con la Dacia Verona tra l'altro in testa nel parziale 3-2, ma sicuramente non un dettaglio il fatto che nel primo tempo si sia andati a riposo sull'1-6 ospite. C'è la palla dentro, Pereira, Vanessa Pereira, grande parata di Verdù, una gran palla messa dentro da Shostak, imbucata internamente da Shostak per Vanessa Pereira. D'altra parte calcio d'angolo, portiere di movimento in questa ultima parte di gara, almeno negli ultimi minuti, dopo aver comunque riproposto Maretti da quinto di movimento, ruolo diciamo con la quale era pure andata a segno l'ex Bagnolo. Quinto di movimento utilizzato anche negli ultimi 4 minuti del primo tempo, una situazione ormai compromessa. Attenzione al tiro da parte di Sabatino, parato da Verdù. Resta viva l'azione offensiva per il Soccer Altamura, palla recuperata, gran palla cercata da Cinzia Pereira per Sabatino, anticipa Verdù che poi si lancia in un'azione personale, Verdù calcia, fermata da Kubasek, palla recuperata da Ferrari che cede, realizzazione telefonata per Ferrari che comunque riesce ad inserirsi, fermata con un fallo da Tomislava Matievic a 4 minuti e 17 secondi dal termine della gara. Arriva, oserei dire quasi finalmente, il primo fallo commesso nella formazione ospite allenata da Vincenzo Tassielli. Nel primo tempo 2 falli a 0 per la Dacia Verona, in questa ripresa 3-1 sempre per la formazione di casa. Un giallo per tempo entrambi di marca rossonera, prima per Evelyn, poi nella ripresa per Natasha Barban. Va a calciare Maretti che cerca lo scambio nello stretto con Natasha Barban. Rimessa laterale per il Soccer Altamura. Kubasek ancora velocissima, incontrollabile, incontenibile per ogni giocatrice rossonera. Matievic che poi va a ricavare una rimessa laterale in zona offensiva, lato sinistro del fronte offensivo bianco-rosso. Tomievic di testa all'indietro, in anticipo Evelyn che allarga sulla sinistra per Maretti, fronteggiata da Kubasek. Maretti cerca sul secondo palo Melissa Barbani, il tunnel poi da parte di Pezzolla su Ferrari, ancora il numero 11 che va in possesso palla, il gran tiro da fuori da parte di Kubasek, non ci sono state deviazioni come richiesto da parte della numero 15 in maglia nera. Grande conclusione che va ad incrociare sull'incrocio dei pali, sullo spigolo dell'incrocio dei pali, che appunto poi esce sul fondo. Azione poi caparbia, tenace da parte di Melissa Barban, che poi esce e fa spazio a Federica Ficetto. Vanessa Pereira, Pezzolla, ancora per Vanessa che cerca il suggerimento. Ferrari va ad anticipare una giocatrice che non c'era più perché Pezzolla si era fermata, malinteso tra lei e Vanessa Pereira, ma senza accorgersi della corsa interrotta da parte della diretta avversaria. È intervenuto comunque in scivolata Vanessa Pereira. E poi, scusate, Beatrice Ferrari. La Pereira che calcia, viene fermato sul tiro da Ficetto. Ficetto calcia, ignora sulla sinistra Ferrari, opta per la soluzione personale, calciando però sul fondo con il destro. Non deve intervenire
Nicoletta, se non per far ripartire con le mani appoggiando a Pezzolla l'azione delle compagne. Cizia Pereira verso Vanessa, centralmente per Matievic, fermata da Evelyn, l'altra 77 in campo. Vanessa Pereira torna in possesso palla. Cizia Pereira che colpisce probabilmente la compagna Matievic, che le respinge il tiro. Vanessa Pereira centralmente per Matievic, che allarga sulla destra per Pezzolla. Bel gioco di gambe con la suola. Attenzione a Pezzolla, dentro per Matievic, ha un po' di spazio, preferisce tornare all'indietro da Vanessa Pereira che allarga da Pezzolla. Bella azione della squadra di Tassielli e poi è Ferrari ad allontanare sul traversone basso raso terra da parte di Pezzolla. Maretti 2 contro 2 in questo momento. Maretti dribbling dopo un rimpallo. Maretti, la palla verso Ficetto, rallentata da parte di Pezzolla. Ancora Ferrari. Ficetto, azione insistita dell'Audace Verona, un po' confusa ma comunque caparbia. Ancora Maretti, Maretti altro rimpallo. Maretti calcia. Maretti trova il 5-8 a 107 secondi dal termine. 5-8, doppietta personale di Greta Maretti. Azione, dicevamo, un po' confusionaria magari, ma insistita, caparbia e sicuramente coraggiosa da parte dell'Audace Verona, che con appunto caparbietà trova il gol del 5-8, doppietta anche per Greta Maretti, una delle tante doppiette in campo oggi. Entra sul parquet nel frattempo anche la numero 4, Angelica Cataldo, classe 2006. Ex Bisceglie, proprio Cataldo che calcia, non trova la porta, ancora Cataldo, grande occasione per la numero 4, ben servita da Kubasek, si era presentata da sola a tu per tu con Verdù, è andata vicina al primo gol della propria carriera in Serie A. Davvero brava questa giocatrice giovanissima, classe 2006, che già si è fatta a lungo apprezzare in Under 19, nella categoria Under 19, con la maglia del New Bisceglie Girls. Altra giocatrice, altro innesto estivo la scorsa estate della società del presidente Francesco Di Nardo, giocatrice appunto proveniente dal New Bisceglie Girls. Angelica Cataldo vicina appunto al primo gol in carriera in Serie A, con una conclusione rasoterra a tu per tu con Verdù, parata però dal portiere spagnolo. Classe 2006, giovanissima anche Angelica Cataldo. Punizione in favore dell'Audace Verona, è stata ammonita Claudia Kubasek, primo cartellino giallo anche per la formazione. Aspetta, ancora Cataldo che calcia sull'assist di Vanessa Pereira, molto comunque coinvolta anche e innescata Cataldo in due occasioni da parte prima di Kubasek e poi di Vanessa Pereira. Altro bel segnale per Tassielli anche a livello, diciamo, umano, permettetemi il passaggio, il termine. Il tiro poi di Cizia Pereira sul pallone scodellato dal corner da Kubasek, appunto anche da un punto di vista del gruppo, del morale, con due volte a coinvolgere in azioni offensive in modo anche così concreto, efficiente davanti al portiere Angelica Cataldo. Due buone conclusioni per la numero 4. Prima ha colpito, diciamo, rasoterra a Verdù, che appunto ha respinto con i piedi, e poi ha colpito sul volto praticamente il portiere spagnolo, che si è arrangiata in qualche modo. Palla lunga, attenzione a Pereira, ancora verso Cataldo, questa volta il pallone sbagliato di misura, è anticipata la numero 4, anticipata da Verdù. Ancora Verdù che cerca le compagne, un'altra fuga solitaria del portiere spagnolo. 24 secondi al termine. Audace che comunque nella ripresa ha quantomeno mostrato dei progressi da un punto di vista tecnico, tattico, ma soprattutto da un punto di vista dell'atteggiamento e del carattere mostrato in campo, perché nel primo tempo davvero non c'è stata partita. Demoralizzato fin dai primissimi secondi la ricerca della tripletta personale, con il tiro deviato in corner da Liliana Nicoletta e poi il tentativo anche da parte di Evelyn Luana Tosetto
che si perde invece alto sopra la traversa. 16 secondi al termine, sta per finire il match, perde palla però nuovamente Vanessa Pereira sul palla recuperata da Melissa Barban, che poi cerca di servire sul secondo palo, lo fa però in modo leggermente troppo arretrato Garetta Maretti. L'azione sfumerà anche il match, finisce qui la partita con la vittoria del Soccer Altamura 8-5 al Palalo Patotina sull'Audace Verona. Andiamo a vedere velocemente le marcatrici del match. Audace Verona a segno 2 volte con Garetta Maretti e 1 volta a testa con le 2 gemelle Melissa e Natascia Barbane, e poi anche con Federica Ficetto. 3 reti di Vanessa Pereira, 2 di Cinzia Pereira e Tomislava Matievic per Soccer Altamura, e poi la marcatura singola da parte di Claudia Kubasek, forse però, nonostante un solo gol realizzato su 8 della propria squadra, la migliore in campo. Audace che rimedia la 7ª sconfitta in 8 uscite stagionali, resta a quota 1 punto in classifica. Soccer Altamura invece ha la 4ª vittoria a fronte di un pareggio e 3 sconfitte, 13 punti e zona playoff rinforzata. La prossima partita, la 9ª giornata di campionato, il prossimo sabato 20 dicembre alle 19 al Pala Torrino di Roma, Lazio Audace. Domenica invece alle 17:30 Altamura che ospiterà al Pala Piccinni sul parquet di casa le campionesse in carica, che avranno anche voglia di riscattare la sconfitta in Supercoppa Italiana di ieri sera dell'Ocasa Falconara. È tutto dunque, ringrazio FP Video Production e Filippo Piovesan per la regia, Alessandro Zamboni per le riprese. Un saluto e un ringraziamento per l'attenzione, a risentirci con i prossimi appuntamenti di Calcio a 5 da Giacomo Mozza.